Va ora in onda Indovina chi viene in radio. Tu sei fatto una vesta scullata, nu capiella con nostre rosa, stiva mieta a traguardo sciantosa e parlava francese così. Fui la ladriera che t'ha incontrata, fui la ladriera a Toledo ignora sì. T'ha voluta bene a te, tu m'hai voluta bene a me, ma non c'è mamma che mai vota tu, distrattamente pensa a me. Regina, quando stiva conmigo, non mangiava capone cerasa, lui campava me voce e cavosa, tu cantavi che agniva per me, e io cartilla cantava contigo. Reginella, oh va bene sto re, t'ha voluta bene a te, tu m'hai voluta bene a me, ma non c'è mamma che mai vada tu, distrattamente a parlare me. Oi cartella che aspetta stasera, non ho vita già aperta caiola, Reginella è volata e tornata, o le canta in un chiagnere qua, ti ha trovato una patrona sincera, che è più degna e sentire te cantare. T'ha voluta bene a te, tu m'hai voluta bene a me, ma non c'è mamma che mai vota tu, distrattamente che Buongiorno a tutti da parte di Antonio Romano. L'avete sentita? Chi può non riconoscere in questa splendida voce la voce di Consiglia Licciardi? Consiglia, buongiorno e ben ritrovata qui a Radio Amore. Ciao Antonio, ciao, grazie per avermi invitata. È sempre un piacere averti qui. Noi ovviamente parleremo di tante cose nel corso di questa chiacchierata, però diciamo subito che tu sei qui anche per un motivo promozionale. Tu sei una persona che promoziona veramente poco le proprie cose, perché tu parli
con la tua voce, con la tua arte, e sei schiva, diciamo, sotto l'aspetto, diciamo, appunto promozionale. Però bisogna farlo e lo facciamo subito. Ricordate, per chi ancora non l'avesse saputo, ma noi stiamo, voglio dire, bombardando il nostro pubblico e il motivo ci sta. Consiglia Ricciardi il 1° agosto, quindi venerdì sera alle 21, aspetta tutti quanti noi al Maschio Angioino, che è una location meravigliosa, per offrirci la sua arte ed un concerto bellissimo. Melos il concerto. Melos, sì. Ecco, ne parlavamo prima in privato. Diciamo perché Melos, cosa significa Melos? Melos in greco sappiamo benissimo che significa canto, significa poesia. Quindi io ho dato questo nome al mio concerto perché io ritengo che la canzone napoletana, a parte che è canto suave, canto d'amore e poesia raffinata. Quindi io ritengo che Melos sia proprio il giusto nome del concerto. E quindi io attraverso questo concerto farò un piccolo viaggio tra musica popolare che va dal 1300-1400 fino ad arrivare ai primi del Novecento, quindi alla canzone dell'epoca d'oro napoletana. La cosiddetta classica, diciamo. E Melos, tra l'altro, voglio ricordarlo anche perché successivamente ascolteremo Michele Ma, e anche il titolo Melos Antiche di un disco, l'ultima tua produzione discografica, che praticamente ha visto una fusione tra quelle che sono le sonorità napoletane con la musica celtica, ed è stato, noi l'abbiamo presentato quando tu l'hai prodotto questo disco, qui in anteprima possiamo dirlo, no? E ha avuto un bel effetto perché ci presenta una Consiglia sempre in evoluzione, cioè lei non è una cantante che si cristallizza su certe cose prodotte, lei oggi già sta pensando a domani che cosa deve fare, no? Sì, no, vabbè, io ho fatto questo progetto che praticamente è un progetto di sperimentazione con Melos Antiche, ed è stata la mia tesi di laurea in musica da camera. Praticamente ho voluto fondere la canzone popolare napoletana con la musica celtica, come hai detto tu, bretone, medioevale bretone, e quindi è uscito un lavoro veramente di altri tempi, con un'atmosfera diciamo così nuova comunque, nuova, nello stesso tempo, sì. Antica e nuova, sì. E anche, voglio dire, l'utilizzo di taluni strumenti, ecco, ricordiamo tra i tanti l'arpa, in effetti, no? Ma principalmente in questo disco c'è diciamo l'utilizzazione delle arpe, quello delle arpe classiche e delle arpe celtiche. Sì. Poi vabbè, abbiamo cercato di inserire degli strumenti come i flauti, quelli di legno, sì. Chiaramente di tutte le misure, poi i tamburi a cornice, quelli che si usavano praticamente un tempo. Io credo che sia un'atmosfera diversa dal solito, perché pur usando brani come Michele Ma, Cicerenella, che sono molto molto noti, in effetti fondendoli con la musica celtica hanno un'aria diversa. È vero, è vero. Ascoltiamo magari Michele Ma, ascoltiamo Michele Ma, che è una jig, è fuso con una jig. Ascoltiamola. È nato in mezzo mare Michele Ma, Michele Ma. È nato in mezzo mare Michele Ma, Michele Ma. Oi una scarola, oi una scarola, oi una scarola, oi una scarola.
State ascoltando? Indovina chi viene in radio. Devo spedire una mail, ma questa connessione internet mi fa impazzire. Io il problema l'ho risolto con Aria, internet veloce. Aria è l'unica azienda in Italia per internet e telefonia in grado di raggiungere con la tecnologia WiMAX quelle località che altre aziende trovano antieconomico. Aria ti offre router ad alte prestazioni, installazione curata da personale qualificato, stabilità e qualità del servizio. Offerta Aria Smart Home Plus. Connessione a banda larga senza limiti di tempo e traffico. Chiamate nazionali illimitate senza scatto alla risposta. No canone Telecom. Più un'ora verso tutti i cellulari a soli 17,95 € al mese, IVA inclusa. Per saperne di più su come attivare la tua linea Aria WiMAX nella tua zona, telefona allo 081 195 77 330. Radio Amore, telefono 081 195 77 330, fax 081 195 77 419, indirizzo via Epomeo 294 80 126 Napoli. Radio Amore cerca agenzie o venditori con provata esperienza nel settore radiofonico cui assegnare la raccolta pubblicitaria nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. Si offrono ottime provvigioni. State ascoltando? Indovina chi viene in radio. E rieccoci qua di nuovo in diretta dopo questo breve spazio pubblicitario. Consiglia, parliamo del concerto e poi continuiamo Certo. sulla falsariga. Dunque, questo concerto, diciamo, segue dopo 20 anni, diciamo, dal tuo concerto che hai tenuto a suo tempo al Maschio Angiolino, che è stato un sold out clamoroso, la gente è rimasta fuori e fu applicato addirittura un maxi schermo all'esterno del Maschio Angiolino per consentire a chi era rimasto senza biglietto di poterti comunque ascoltare e vedere. Noi ci auguriamo che possa capitare la stessa cosa, però devo dire che, lo diciamo con un certo rammarico, che i tempi sono cambiati, nel senso che oggi, per quanto riguarda la cultura, si investe sempre di meno, per cui alla fin fine questo è uno spettacolo che è in cartello nella manifestazione complessiva di Estate a Napoli, però diciamoci la verità, insomma, le istituzioni sono vicine molto molto relativamente agli artisti rispetto a prima. Infatti non è che ci sia una grandissima pubblicità sia stata fatta. Io sto facendo questo tour radiofonico che fino a venerdì, poi sicuramente faremo anche il telegiornale, il TG3 alle 2, alle 14, Sì. per pubblicizzare appunto questo concerto. Spero che vengano le persone a sentirmi sicuramente, perché poi tra l'altro non è un biglietto che costi tantissimo, insomma, Stiamo 20 anni fa parlando, costava molto di più. Difatti l'abbiamo detto, 40.000 lire erano, considerando il passaggio della 1.000 lire con l'euro, sono 40 euro di oggi. Infatti. Oggi il biglietto costa 10 euro, pensate un poco. E per quanto ci possano essere, diciamo, delle difficoltà che non possiamo disconoscere, però un sacrificio, ecco, per l'arte lo si può anche fare. Io, tra le altre cose, ne ho fatto di questo concerto una mia battaglia personale, perché tu sai bene che noi abbiamo un pubblico molto attento che ci segue con grande attenzione ed è molto anche, voglio dire, disposto a seguire quelli che sono i miei consigli. Allora io dico, noi non dobbiamo far mancare a consiglio il pienone, perché un artista che ha avuto consensi in tutto il mondo, ha calcato i maggiori teatri, ed è un artista che forse, tra virgolette, è poco artista sotto l'aspetto promozionale, perché lei non si è mai, diciamo, come dire, spesa in maniera così, non ha mai battuto il ferro caldo, ma ha sempre lasciato che i propri appassionati appunto la seguissero con grande tranquillità. Non ha scelto, diciamo, strade facili, ma ha scelto strade, voglio dire, più irte di difficoltà, cioè quelle dell'arte pura, e credo di poter dire senza tema di smentita che oggi è la più grande interprete in assoluto della canzone classica napoletana. Consiglia. Ti ringrazio, che cosa devo dire? Che cosa Non devi ho dire? parole, cioè tu sei veramente molto gentile nei miei confronti.
Devo dire soltanto che l'importante sia veramente che veniate in massa. Spero che ci sia quella sera un'atmosfera di altri tempi, perché la location è bellissima. Assolutamente, assolutamente. E quindi anche con questi brani che io presenterò poi, tra l'altro, come per esempio adesso faremo ascoltare fra poco Stu Cuore Mio, che poi è un brano sempre del disco Melos Antique, Sì. ed è stato scritto le parole da mio fratello Peppe. Sì. Bisogna dire che comunque l'ultimo disco appunto ha fatto tutta, come sempre poi tra l'altro, gli arrangiamenti. Beh, lui è sempre con noi, sta dall'altra parte del vetro Peppe. insieme a Daniele. E questo Stu Cuore Mio, praticamente adesso sentirete proprio l'arpa in evidenza, le arpe in evidenza. Quindi è un brano fuso appunto con un brano popolare, Sì. di musica celtica, irlandese, che è molto noto. E ascoltate e mi dite poi se vi piace. Stu cuore mio, stu cuore, s'alamenta, ma tormenta. Stu cuore mio, stu cuore, ma fa male si pensa a te. Cuore mio, sta vicino a me. Cuore mio, quanta volta io penso a te. Stu cuore mio, stu cuore, ossa casa, si ci stessa tu. Stu cuore mio, stu cuore, s'annamora si non ci stai più. Cuore mio, sta vicino a me. Cuore mio, quanta volta io penso a te. Stu cuore mio, stu cuore, sta soffrendo, sta morendo. Stu cuore mio, stu cuore, sbatte sola si sta insieme a te. Cuore mio, sta vicino a me. Cuore mio, quanta volta io penso a te. Cuore mio, sta vicino a me. Cuore mio, s'annamora si non ci stai più. Ebbene, in
freddo addosso, guardate, perché questa fusione di strumenti, il violino, l'arpa, danno una dimensione veramente internazionale a questa musica. Possiamo definirla ecco napoletana perché si canta in napoletano, però questa qui è musica universale. E allora, tanto per rendere chiaro appunto il concerto mi pare che verterà in una prima parte di questo tipo di musica e la seconda parte invece sarà dedicata ai classici napoletani. Sì, esattamente, ci sarà un'evoluzione quindi fino ad arrivare ai primi del Novecento con la musica dell'epoca d'oro napoletana. Quindi brani che conoscete tutti come, che ne so, Santa Lucia Reginella, Lontana. Santa Lucia Lontana, insomma, i tuoi cavalli di battaglia, ma tu ne hai tanti, perché ricordiamo che una persona non qualunque, una discografica di lunghe vedute come Caterina Caselli si accorse di Consiglia Licciardi e fu, come tanto succede qui, nessuno è profeta in patria, diciamo che lei è stata scoperta, se vogliamo, tra virgolette, da una produttrice di Sassuolo, insomma. Sì, infatti. Sì, infatti ho registrato con lei 2 dischi, Reginella e Passione, penso che molti lo sappiano. La maggior parte delle persone che ama la canzone napoletana ce l'ha tranquillamente e serenamente della propria discografia. E al di là di questo poi c'è stata l'evoluzione anche, voglio dire, a livello di notorietà, poi nel momento in cui c'è stato anche questo sodalizio con Roberto Murolo. Noi abbiamo addirittura nello spazio del classico napoletano tra l'una e le tre praticamente la base musicale e sti canzone, per esempio, perché appunto ci fanno chiagnere parole sti canzone. Va bene, noi quindi avevamo la stessa casa discografica, quindi per la verità fui prima io ad essere un artista della Caselli. Poi a un certo momento, siccome Murolo era un mio grande amico, che lo diventò poi dopo perché avevamo fatto delle trasmissioni televisive insieme, a un certo momento dissi a Caterina che c'era la possibilità che Roberto potesse fare qualche disco con noi, diciamo, sì, perché non aveva nessuna casa discografica in quanto la Durium era fallita già da tempo. E così Murolo fece sì che facesse poi dopo il disco insieme a Caterina, che si chiamava Una voce e una chitarra. Fu fatta anche una trasmissione in suo onore per i suoi 50 anni di carriera, in cui c'ero pure io in quell'occasione. E poi Roberto registrò con me A Tazze Caffè, che poi era nel mio album, sì, Reginella, che poi dopo la sentiamo magari. Sì, assolutamente. Io sono sì, grata a Roberto che abbia cantato con me, perché non è semplice che un artista possa, con il suo successo di quell'epoca, magari in quel periodo non era molto diciamo pubblicizzato, che era un pochettino stava in stand by, però chiaramente lui rappresenta la storia della canzone classica napoletana, quella diciamo elegante, rigorosa, come dicevamo prima. Però quindi quando gli fecero la proposta che doveva cantare con me, perché non fu una cosa fatta da me o fatta da qualcun altro, sì, fu una proposta proprio della RAI che mi seguiva in quel periodo, e quindi questa proposta chiesero di poter farmi cantare con Roberto Murolo, e lui decise di dire sì. Cioè, voglio dire, non è una cosa semplice che un artista così anziano, che poi ha fatto la sua storia, avesse potuto dire sì. Capito. Ma tornando alla canzone napoletana, alla canzone classica napoletana, alla quale tu hai dedicato uno studio attentissimo, abbiamo già detto, tu sei laureato al conservatorio appunto, e hai come dire intensificato quello che era la conoscenza del nostro patrimonio. Al di là di questo, oggi che cosa si può fare per far sì che la canzone napoletana non diventi un oggetto solo di studiosi, ma ancora una musica, diciamo, che coinvolge una vasta area di pubblico? No, vabbè, bisogna sperimentarla, sì, però bisogna stare attenti. Ascoltami, io ritengo che la canzone napoletana debba essere cantata da tutti, benissimo, da tutti, pure Lu Barbier, però anche da persone che magari fanno questo per professione, ma che venga cantata con uno studio approfondito. Cioè, non è che un professionista mi viene a cantare la canzone napoletana come a cant nu barbiera, ok? Questo è importante, perché io non è che voglio fare l'educatrice o l'insegnante, assolutamente. Però se io ho fatto uno studio
perché non è giusto che la musica classica come un'area d'opera debba essere non stravolta. Io credo che anche la canzone napoletana, stravolgimela pure, nel senso che musicalmente, però cantiamola come sa da cantare, cioè non possiamo assolutamente cantare la canzone napoletana in modo diverso da quelli che sono i canoni, diciamo, ma indubbiamente tu dici una cosa giustissima, anche perché alla fine in questo modo si salvaguarda anche la qualità della canzone stessa. Come si salvaguarda poi la musica classica, i leader tedeschi, cioè la lideristica. Io che ho fatto la specialistica in musica da camera, e l'ho fatto apposta perché non è che qualcuno me l'abbia detto la differenza tra la canzone classica e la lideristica. La lideristica non è altro che praticamente una musica popolare tedesca, sì. No, è un canto popolare tedesco, sì. Una poesia tedesca che viene comunque musicata da artisti grandi come Mozart, Beethoven, eccetera. Noi che, anche se è detta canzone classica napoletana, che ha una strofa, un ritornello, sembra una cosa semplice come canzone italiana, è normale, sì, che abbiamo la strofa e il ritornello. Sì. Ma non è così, è talmente complicato cantare la canzone napoletana, cioè io ritengo che sia complicato anche per me, tra l'altro. Infatti, quando io ho fatto il disco Emigrante, che è il penultimo, quello precedente a questo Melos Antique, non ho fatto altro che acquisire delle partiture che mi sono venute dall'estero, perché questi brani praticamente hanno avuto il successo nei primi del Novecento in America. Sì, molti diciamo italiani emigrati in America hanno scritto, anche per esempio Coringrado, tanto per fare l'esempio più celebre, è stato scritto in America, diciamo, da persone napoletane trapiantate lì, insomma, quindi molti appunto che sentivano questo problema dell'emigrazione hanno sentito il dovere di scrivere. Tu hai fatto una raccolta, hai fatto uno studio su queste cose e hai prodotto un album veramente, io credo che sia un vero capolavoro. Chi non ce l'ha si affrettasse a reperirlo, perché Emigrante è veramente un lavoro stupendo. E niente, praticamente io ho voluto dedicarlo alla grande voce Gilda Mignonette del passato, perché solo lei lo sapeva fare al meglio, cantava in un modo veramente ineguagliabile. E comunque è chiaro che ci sono rimasti dei reperti storici su di lei. Però praticamente io ho voluto appunto registrare questo Emigrante e mi sono rammaricata perché addirittura erano brani che io non conoscevo. Non conoscevo. In questo Emigrante l'unico brano che io conoscevo era soltanto A Cartolina Napoli, che ho voluto fortemente poi dedicarla alla Mignonette e l'ho voluta cantare. Però cose che io ho riscoperto. Quindi come riscopro io la mia cultura, le mie radici, sembra giusto che lo riscoprano anche chi è napoletano e non debba avere vergogna di riscoprirle le proprie radici. Essere accostata a Gilda Mignonette, l'erede di Gilda Mignonette, è una cosa che ti lusinga, immagino. Gesù, lo so che la domanda è scontata, però te lo devo dire, sai che a volte non è che mi hanno paragonato a qualsiasi personaggio. No, assolutamente, però voglio dire, al di là di questo, la domanda perché te l'ho fatta, perché molto spesso gli artisti sono gelosi della propria, diciamo, identità, dice vabbè io sono, invece tu, ecco, con molta correttezza. Antonio, chiaramente paragonare significa che tu hai probabilmente, credo, stai più o meno alla stessa altezza, diciamo, di cultura, non lo so, artisticamente, certo. Però chiaramente ognuno ha la sua identità, lei la sua professionalità, lei è dei primi del Novecento, aveva anche delle storie diverse, lei era un emigrante, certo. Lei lo viveva diversamente da me, che io sono napoletana e vivo a Napoli. Quindi lei viveva questa passione verso Napoli, questo fatto che lei non poteva assolutamente tornare a vivere a Napoli, quindi è morta durante l'ultima traversata che poi la riportava in patria. Sì. Voglio dire, è una storia diversa, però è una grande ed essere paragonata chiaramente a una donna del genere che ha fatto la storia della canzone napoletana, insomma, scrivevano per lei i musicisti come Tagliaferri, insomma, Ernesto Murolo, voglio dire, significa molto. Certo, è difficile essere profeta in patria.
Profeti in patria, sì, perché io giro il mondo, ho fatto dei concerti in tutto il mondo, in teatri bellissimi che io ritengo veramente, mi sono emozionata quando mi hanno invitato, ho detto aspetta, già a chissà parte, mi sembra una cosa veramente assurda. E tu lo sai benissimo, ho fatto il teatro dell'Opera House del Cairo, quindi un teatro d'opera, il teatro dell'opera di Doha, la Chapelle di Lyon in cui Napoleone Bonaparte fondò la Repubblica Cisalpina in Francia, il Coliseo di Buenos Aires, Canal della Musica in Brasile, cioè voglio dire, adesso non è che mi metto ad elencare tutto, quello che più mi ha dato emozione tra virgolette è stato l'anfiteatro romano di Cartagine a Tunisi, il Colosseo di El Gem in Tunisia sempre, che è un colosseo uguale al nostro, cioè voglio dire stare in una manifestazione dove ci sono un festival internazionale, quindi io ho fatto i miei concerti in quelle location, significa che insomma non è una cosa semplice, cosa significa apprezzamento per la tua arte, questo è fuori discussione, anche perché il pubblico non è che era italiano, cioè è un pubblico del posto, quindi gli arabi oppure che ne so i francesi, c'era qualcuno magari che era italiano a sentire il concerto. E questo è stato importante perché la gente recepisce la musica, l'interpretazione, la melodia. Quello che tu gli dai sotto l'aspetto ma sicuramente non è che conoscono la canzone napoletana, anche certo. Perché io non vado a fare i brani più noti. E questo voglio dire anche un atto di estremo coraggio. Io ti faccio un'altra domanda, tu che sei una persona attenta sotto questo aspetto. Si dice, e io anche nel vedere un attimino certe cose me ne sono convinto, che della grande canzone classica napoletana c'è stata una scoperta del 15 massimo 20%, cioè un altro 80% che è tutta da scoprire tutt'oggi. Tu la condividi? Però io non penso che ce la farò mai ormai già sono vecchia. Vabbè, però qualche altro regalo di questo tipo ce lo farai? Io spero di sì, che possa in qualche modo fare qualche altro disco che possa farmi riscoprire personalmente o almeno far riscoprire la canzone napoletana, perché non tutti sono noti, sì, effettivamente. Sanno canzoni veramente dei grandi autori dell'epoca. Io faccio una parentesi rapida, pensate che la canzone classica napoletana era talmente appetibile che agli inizi del Novecento i tedeschi, che avevano una mentalità estremamente manageriale, si trapiantarono qui a Napoli come editori e risollevarono anche le casse asfittiche dei musicisti, dei poeti, e poi purtroppo la prima guerra mondiale, il fatto che eravamo contrapposti, fece sì che i tedeschi, che avevano la Polifon se non ricordo male, pigliassero armi e bagagli e se ne tornassero in Germania. È stato diciamo già all'epoca, come qualcuno oggi dice, ma che vengono gli stranieri a colonizzarci? No, se mettono mezzi, visto che noi i mezzi non li mettiamo, cioè perdonami, sto divagando un poco, cioè se gli scavi di Pompei debbono cadere a pezzi, oppure debbono venire i giapponesi a darci soldi, io preferisco che vengano i giapponesi a darci soldi. Infatti, che vengano i tedeschi, i giapponesi, anche perché veramente non abbiamo speranze. Come ricette Dante? Perdete ogni speranza voi che entrate. Certo, la situazione diciamo in Italia in generale, anche al meridione, insomma, anche perché si investe tantissimo nella cultura, e io ho una mia idea che, devo dire la verità, è incontrovertibile, evidentemente, perché abbiamo una massa di mascalzoni che ci guidano, che ci governano, questo a prescindere destra, sinistra, centro, eccetera. Diciamo che la cultura è il vero nemico dei mascalzoni, per cui meno la gente è colta, più possono continuare a fare le mascalzonate. È naturale questo, sì, questo sì. Cioè è stato fatto anche in passato, noi tenevamo il regno delle due Sicilie, dopodiché hanno fatto in modo che noi stessimo senza scuole, senza niente per 10-15 anni, in modo che la sottocultura si divulgasse, pigliasse il sopravvento, l'ignoranza, e quindi la cosa importante è che la gente sia ignorante, non capisca, non segua le sue radici, la sua cultura, il suo patrimonio artistico. Assolutamente. Ascoltiamo Amelia Voce, che è nel disco Emigrante. Benissimo.
all'ombre una ringhiera, a parte la riviera, addolcente l'aria, si pura strada scura, e sotto la luna pallida, una pure una pittura. Oi core cantala, sta canzoncella dolce, canta con tutta l'anima, canta con tutta voce. Pensa che all'estera uoglia che chiagnano, cuore che aspettano. Vonne che voce Napoli non ha da mai morire. Canzone mia cantata, per coppellaggi chiara, per dinte barca mare, corre per tutta Napoli, e villa e per giardina, va, scende per Fusillaca, chitarra e mandolina. Oi core cantala, sta canzoncella dolce, canta con tutta l'anima, canta con tutta voce. Pensa che all'estera uoglia che chiagnano, cuore che aspettano. Vonne che voce Napoli non ha da mai morire. Canzone mia, io vorrei condria, capura sto paese, ma cantano francese, motivo senza musica, verso senza ragione. No, chi va bene a Napoli, ha da cantare canzone. Oi core cantala, sta canzoncella dolce, canta con tutta l'anima, canta con tutta voce. Ho visto in lacrima, veneno all'estero, addosso spirano, come la voce Napoli non ha da mai sospirano, come la voce Napoli non ha da mai morire. State ascoltando? Indovina chi viene in radio. Ricominciamo? Euronics Gruppo Tufano anche per questa stagione calcistica ti riporta allo Stadio San Paolo con tantissimi biglietti omaggio solo per te. Fino al 24 agosto da Euronics Gruppo Tufano approfitta del rottama tutto con sconti fino a 200 euro. Vieni, risparmia e vai allo stadio gratis. Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi, sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Le emozioni più belle sono quelle che non hai ancora vissuto. Il piacere di organizzare la tua festa, immaginando la gioia degli invitati,
in un luogo che sa toglierti il fiato con la sua eleganza, il suo panorama, il suo stile unico. Per rendere speciale la tua cerimonia hai 1000 cose da scegliere, ma una sola certezza: Palazzo Rosenthal. Inizia a sognare. Ha 3 case e su www.palazzorosenthal.com. 081 537 0531. State ascoltando? Indovina chi viene in radio. Bene, rieccoci qua di nuovo, sempre nostra ospite Consiglia Licciardi. Consiglia, siamo al termine, diciamo, nella parte finale di questa lunga chiacchierata. Abbiamo detto precedentemente che a volte, ecco, poter fare qualche cosa per Napoli, qui a Napoli, diventa difficile. Addirittura io mi va di raccontarla sta cosa, tu avevi pensato, appunto per dare pubblicità e risalto all'evento, di fare dei manifesti, i famosi 6x3. Sì, mettere dei manifesti. Chiaramente è un concerto del Comune di Napoli, quindi certo, l'estate a Napoli io apro una manifestazione e mi sembra giusto che il Comune se ne facesse carico. Esattamente, invece mi hanno chiesto addirittura di dover pagare gli spazi. Questa mi sembra una cosa veramente inaccettabile. Quindi non trovate manifesti in tutta Napoli. Cioè il concerto deve essere divulgato da voi, magari, ecco, porta a porta. Dobbiamo fare il passaparola. Anche perché magari potevo pure fare, però è un fatto proprio mio, personale, che non è giusto che io debba pagare una cosa che non è giusto che la paghi io. Assolutamente. Che poi tra l'altro non è un concerto mio, diciamo, rientra nell'ambito di esatto, una manifestazione che è stata a Napoli e questo, voglio dire, la dice lunga sul discorso che stavamo facendo. Però ecco, al di là della facile critica, andiamo alla parte, diciamo, della sostanza. Noi dobbiamo fare un passaparola, quindi ognuno di voi che in questo momento sta ascoltando deve venire, perché noi dobbiamo dare una risposta positiva anche alle istituzioni, oltre che a noi stessi. Cioè, andando al concerto di venerdì, voglio ricordarlo, Consiglia Licciardi in concerto venerdì ore 21, Maschio Angelino, 10 euro il prezzo. Ecco, questo voglio dire, noi dobbiamo far sì che questo concerto riesca, anche per una questione di principio. Io ne ho fatto una questione di principio, Consiglia ne ha fatto una questione di principio, voi dovete farne una questione di principio. Perché per la verità lo volevo far saltare, insomma. No, questo dobbiamo evitarlo, cioè che non si faccia il concerto è una sconfitta per la città. Magari dicono, buon Consiglio ne ha fatto pubblico, ma è chiaro, se non c'è pubblicità, fatemi capire un attimo. Quindi parliamone, voglio dire, è un evento. Consiglia non è una che dice non la sento adesso, la sentirò fra 15 giorni, non so, a piazza Carlo III. No, Consiglia non la sentite più. Quindi, basta. Voglio dire, se questa volta veramente non vengo più a Napoli. Se non facciamo il pieno, Consiglia si fermerà, diciamo, proprio ai limiti del Garigliano. Vabbè, c'è qualcuno che magari fa piacere a qualcuno che... No, vabbè, ma lasciamo stare. Voglio dire, poi le gelosie professionali ci possono anche stare, rientrano nella natura umana. Non credo al mio pubblico, però. Ma assolutamente no. Tu c'hai un pubblico che è un pubblico particolare, l'abbiamo detto, evoluto, colto, pubblico competente, diciamo, come dire, non mi piace dire non sei una cantante di massa, però diciamolo in un termine molto più elegante, perché dire che non è una cantante di massa anche sarebbe una cosa sbagliata, cioè è una cantante per chi ne capisce. Ma anche la canzone napoletana al suo tempo non era una canzone di massa, però lo è diventata. Lo è diventata. Perché veniva scritto nei salotti importanti napoletani con i grossi musicisti, però lo è diventata di massa, è popolare. E questa è una cosa importante, manteniamo quindi questa cosa. Rinnovo prima di salutarci appunto l'appuntamento venerdì ore 21, Maschio Angelino, Consiglia Licciardi in concerto, prezzo d'ingresso €10. Mi raccomando, non mi deludete. Consiglia, a parte il saluto finale, parliamo un attimino anche di A Tazze Caffè. A Tazze Caffè l'ho cantata nel 90 con Roberto Murolo nel mio disco Reginella, quindi io credo che sia bello fare anche un omaggio a Roberto. E lo facciamo, quindi ci salutiamo qui. Voglio dirvi l'ultima cosa, non per tediarvi, pensate che io dovevo andare al mare, non ci vado, parto dopo il consiglio di ti ringrazio. Quindi c'ho qualche amico che mi segue tranquillamente, parlo del mio amico Claudio per esempio, che viene da Paestum per ascoltare il concerto, fatelo anche voi e non ve ne pentirete. Grazie ciao a tutti Consiglia, voi. Grazie di essere stata qui con noi, lo sai, Radio Amore a porte aperte per gli grandi artisti e tu lo sei. Grazie Ciao, Antonio. grazie. Ciao.
vorrei sapere perché si mi vedete, facite sempre la faccia amareggiata, ma voi quando è più brutta vi facete, che bella all'occhio mia va presentata. Io ma non saccio se ve ne accorgete, ma questi modo i brigida, tazze caffè parite, sotto di dito il zucchero e in coppa marasita, ma tante che già avuta e tante che già gira, con dolce sotto la tazza fino a mo' che mi arriva. Più tempo passa più va raffreddato, mi ci per riscalda caffè squisito. Oh bella che si pure per gelato, si dà delizia do caffè granito. Facendo concorrenza a limonata, a questi modo i brigida, tazze caffè parite, sotto di dito zucchero e in coppa marasita, ma è tanto che già avuta e tanto che già gira, con dolce sotto la tazza fino a mo' che mi arriva. Voi siete la mamma del passatore e io bellezza mia figlia cartà. Se voi vi divertite a Cagnacor, io faccio carte per senza denaro. bella pariglia fosse ma fa amore. Ma questi modo i brigida, tazze caffè parite, sotto di dito zucchero e in coppa marasita, ma è tanto che già avuta e tanto che già gira, con dolce sotto la tazza fino a mo' che mi arriva. Ma questi modo i brigida, tazze caffè parite, sotto di dito zucchero e in coppa marasita, ma è tanto che già avuta e tanto che già gira, con dolce sotto la tazza fino a mo' che mi arriva. Avete ascoltato Indovina chi viene in radio. A risentirci al prossimo ospite.